ancora proteste sulla Pedemontana a San Zeno di Cassone. I comitati per il no chiedono alla regione di intervenire sui pagamenti. È un'anziana bassanese di 85 anni, la donna ritrovata nelle acque del Brenta mercoledì scorso. Ad identificarla sono stati i nipoti. Boom di presenze sull'altopiano, turismo mordi e fuci prevalentemente. I commercianti si dicono preoccupati per la mancanza di denaro nelle tasche delle persone. Domenica 24 a Valsagna andrà in scena il bagno delle zappere. Oggi le prove di qualificazione e la presentazione delle conclave in gara. Calcio da stamane il Bassano in ritiro ad Asiago con una novità. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione di Bassano Notizie. Come avete sentito dai titoli, apriamo parlando della Pedemontana ancora sotto protesta. Infatti oggi a San Zeno di Cassone i comitati per il no si sono riuniti per chiedere alla regione di intervenire in merito ai pagamenti mai arrivati. Gli espropriati attendono ancora il pagamento degli indennizzi. Parte da questo l'ultima protesta dei comitati no Pedemontana che questa mattina sono dati appuntamento davanti all'ufficio esproprio SIS a San Zeno di Cazzola. Lanciano un appello al governatore del Veneto, Luca Zaia, affinché intervenga in merito agli impegni disattesi. Prima si deve pagare l'esproprio e poi si deve proseguire con l'opera. Vuol dire che mancano nel conto di Pedemontana 334 milioni. A incontrare quei comitati c'era anche il senatore del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti, intervenuto più volte in questi ultimi mesi sulla superstrada. Soldi spagati poco e male, quindi noi siamo solidali, siamo vicini ai cittadini espropriati che sono qui per manifestare. Il Project Finance prevede una cosa semplicissima: lo Stato ti dà una concessione, tu privato ci metti i finanziamenti. Bene, a distanza di 6 anni questi finanziamenti non ci sono ancora. Andrea Zanoni, consigliere regionale e membro della Commissione Infrastrutture, ricorda: la Corte dei Conti vuole che si faccia luce sulla quantificazione dei costi delle opere di viabilità di raccordo non previsti. In realtà questi fondi li deve pagare, essendo un project financing, li deve pagare l'azienda che ha vinto l'appalto. Quindi stiamo facendo l'opera con i soldi degli espropriati, ci sono centinaia di aziende agricole che hanno dovuto chiudere e questi signori devono ancora prendere i soldi e mai è possibile